Buonasera cari telespettatori, ben ritrovati in nostra compagnia e con i nostri ospiti. A questo punto vi presento prima i nostri ospiti così comprenderete anche bene di che cosa andiamo a parlare. Quindi ben arrivato, ben ritrovato Massimo Cestaro, segretario dello SPCGIL del Veneto. Accompagnato, e quindi a questo punto lo presento immediatamente, da Matteo Greggio Gnola, studenti per UDU Padova. Ben arrivato, studente universitario. Abbiamo il piacere di avere Francesca Benciolini, assessore alle politiche abitative del Comune di Padova, grazie anche a lei, ed Emilio Viafora, segretario regionale del Sunia Veneto, e qui si aprono gli orizzonti. Allora, parliamo di emergenza abitativa, ovvero il problema degli alloggi, che è un problema, come voi ben sapete, certo per gli studenti, ma non soltanto. Ci sono delle categorie più fragili, ci sono famiglie con figli, ci sono anziani, pensionati, che hanno pensioni anche medie, e abbiamo scoperto anche pensioni abbastanza dignitose, che purtroppo si trovano in difficoltà nel rinnovo dei contratti di locazione perché non riescono a sostenere questi canoni locativi molto alti. Quindi è un'emergenza generalizzata, sostanzialmente mancano gli alloggi. Ma cosa si sta facendo per quel che riguarda il nostro territorio regionale, l'ente di ingrandimento su Padova, perché abbiamo il piacere di avere l'assessore che rappresenta un'amministrazione comunale? Cosa può fare il sindacato che tutela gli inquilini? E allora, vediamo di inquadrare un po' la situazione. Qual è questa criticità? Allora, intanto non mancano gli appartamenti in Veneto, perché abbiamo 457.000 alloggi sfitti. Dunque, la prima cosa che bisognerebbe sottolineare è come si opera per sbloccare il mercato dei fitti, sul mercato libero, prima di parlare di un altro tipo di edilizia. Qui allora abbiamo anche una bella slide, i numeri dell'emergenza abitativa, qua dice 417.000 gli alloggi sfitti, e sono numeri, assessore, dopo andiamo a parlare anche Poi di questo. no, bisogna fare la tara su questo, perché non tutti i 417.000 alloggi sono magari recuperabili al fitto, no? Perché magari sono posti in località assolutamente inaccessibili, oppure sono in fase di decadenza e robe di questo genere. Noi abbiamo fatto una stima che almeno il 60% di questi alloggi potrebbe essere sbloccato. E poi arrivo perché non si sblocca, ma questo poi abbiamo un problema che è nazionale, che è regionale, che è particolare. Noi siamo il paese nel contesto europeo con meno alloggi con minore patrimonio pubblico. In Francia viaggiamo intorno al 30%, in Germania sul 28%, in Spagna sul 19%, l'Italia al 4%. Ed è, tra l'altro, come dicono anche i numeri della slide, quindi 7.874 alloggi di edilizia residenziale pubblica, quindi il 20% del patrimonio. È stato, no, quello lì è il dato degli alloggi sfitti di edilizia residenziale pubblica. Okay? Adesso gli alloggi in Veneto sono 34.000 quelli che sono di natura pubblica. Negli ultimi 7 anni abbiamo avuto un decremento pari a 6.000 alloggi, perché non si è in grado di fare le manutenzioni, c'è stato un pezzo di smobilitazione di patrimonio pubblico e la cosa peggiore è che si è messo in moto un meccanismo per cui, siccome non riesco a fare le manutenzioni ordinarie, svendo un pezzo di patrimonio e con quello che riesco a recuperare, recupero una parte di quello che c'era. Andando avanti di questo passo, noi abbiamo fatto la previsione che tra 10 anni il patrimonio pubblico non ci sarà più, perché abbiamo situazioni in cui l'intervento manutentivo è particolarmente significativo, perché abbiamo appartamenti senza ascensori, con scarse possibilità di assicurare una qualità dell'abitare dignitoso, perché mancano riscaldamenti, non sono adeguati, ci andrebbe fatta una politica di riposizionamento per quanto riguarda le caldaie, perché abbiamo molti impianti centralizzati, perché molti di quegli aumenti sono determinati dal fatto non tanto dell'aumento dei fitti e dei canoni, ma quanto delle spese condominiali, perché molti appartamenti rimangono sfitti, però il carico del riscaldamento va su quei pochi che rimangono e dunque la gente va in morosità. La Regione ha accumulato, le varie ATER hanno accumulato, mi pare, 32 milioni di canoni non riscossi, perché la gente non può pagare canoni che hanno avuto questo impennato. A questo si è accompagnato un regolamento folle che ha approvato la Regione nel 2018 e che sta producendo problemi. Allora,
Intanto non esistono più le assegnazioni a tempo indeterminato. Le assegnazioni vengono fatte e ogni anno i cittadini devono ripresentare l'ISEE e la condizione soggettiva che testimoni, che certifichi che i requisiti per abitare un alloggio popolare ci sono. Okay? Quindi ci sono queste assegnazioni, avvengono con certi requisiti, questi requisiti però vengono vagliati di anno in anno, io non quindi capisco, ogni anno però, le persone devono presentare. Però la Regione si è inventata un'altra cosa, che ha detto che poi va rinnovato il contratto alla scadenza dei 5 anni, che significa un aggravio di costo, di registrazione, robe di questo genere, che non serve assolutamente a nulla, perché se io non ho i titoli per stare in un alloggio popolare, si interviene annualmente, dunque perché devo fare il rinnovo quinquennale? Non si capisce questa cosa. L'ultima considerazione è di questo tipo. Se si vuole pensare di mantenere la natura di azienda alle ATER, se non c'è un flusso di risorse, come si chiama, strutturale che viene assegnato, quelle ATER non sono in grado di fare le aziende in attivo, perché la Regione dovrebbero produrre attivi. Come si produce attivo se noi concentriamo nell'edilizia residenziale pubblico solo la marginalità sociale e abbiamo fitti solo a canone sociale? Dunque sono aziende destinate o a fallire o a diminuire complessivamente il patrimonio. Noi pensiamo che è venuto il momento di fare una riflessione tra Regione, sindacati degli inquilini, ma anche sindacati che rappresentano il mondo del lavoro, dei pensionati e degli studenti, e l'ANCI, i comuni, per vedere come si reimpostano le politiche abitative. Purtroppo l'assessore regionale non è che non ci sente, nemmeno ci vede perché non risponde nemmeno alle lettere, dunque è difficile interloquire con lui. Quindi avete fatto già delle interpellanze, No, delle abbiamo domande? fatto veramente 10 richieste di incontro, unitarie, CGIL, CISL, UIL, SUNIA, SICET e UNIAT, e non abbiamo avuto mai una risposta. Quando parliamo naturalmente con gli uffici ci dicono che le nostre osservazioni sono giuste, però non possono essere i tecnici a decidere perché deve decidere la politica. Ci manca sempre un interlocutore, per quanto riusciamo ad avere degli interlocutori manca sempre qualche interlocutore di riferimento. Assessore, lei comunque rappresenta l'amministrazione comunale, però comunque è a conoscenza delle dinamiche. Quello che ci raccontava il segretario è estremamente preoccupante. Questione ATER, spieghi ai nostri telespettatori perché non tutti sono a conoscenza di tutto ovviamente, cosa sono e qual è la criticità per quel che riguarda quello che le compete naturalmente. Allora intanto sui termini, perché proprio a volte c'è un po' di confusione. Allora l'edilizia residenziale pubblica, quindi ERP, sono le case di proprietà pubblica che sono in parte di ATER, che è un'agenzia regionale, in parte di proprietà dei comuni. Quindi la situazione è che all'interno di ogni territorio ci sono delle abitazioni, degli alloggi di proprietà pubblica che vengono assegnate con un'unica graduatoria che viene fatta dai comuni secondo la legge regionale, e da questa graduatoria i nuclei che sono in graduatoria possono essere destinatari di case che sono o di proprietà del comune o di proprietà di ATER, a seconda di qual è l'alloggio più idoneo rispetto al nucleo che in quel momento in questo grande blocco di alloggi che sono un po' di una. Quindi se lei mi chiede la situazione di ATER, in realtà immagino intendesse la situazione ERP, esatto, quindi ERP. Okay, no, però è un errore che spesso viene fatto e quindi mi fa anche piacere poterlo mettere in fila. Cosa è successo giustamente negli ultimi decenni? Non c'è più stata una politica nazionale sulla casa. Noi ricordiamo i piani sulla casa Fanfani o i piani a Firenze di La Pira, cioè il momento storico in cui era cosa pubblica di cui si occupava il pubblico il tema della casa, e quindi venivano man mano finanziati piani casa per costruire o per mettere a posto le case di proprietà pubblica sia di ATER che del comune. Questo ha provocato, come è stato detto, da una parte la mancanza di nuove case pubbliche, e quindi passare a un 4% di alloggi pubblici rispetto alla necessità significa che io in quegli alloggi andrò a mettere sempre e solo una fascia molto molto fragile.
mentre un paese come l'Austria, che ha il 40% di alloggi pubblici, ha all'interno di quel recipiente persone con anche redditi diversificati che favoriscono quindi la sostenibilità di tutto il sistema. Cioè renderla più imprenditoriale, diciamo. Ma non è una questione di imprenditorialità, sì, è una questione di sostenibilità. Cioè se io redditiva, dai, remunerativa. Esatto, se io ho la possibilità di avere entrate diverse dai canoni, perché i canoni sono commisurati ai redditi delle persone, è chiaro che riesco a far stare in piedi tutto il sistema. Se invece io non ho fatto case nuove, non ho messo a posto le case che ho e quindi man mano queste case non le posso riassegnare, perché se non ho di minima gli impianti a posto e a regola, io quelle case non le posso assegnare. Quindi nel tempo si sono anche man mano rese meno efficienti, meno utilizzate e quindi meno a posto. Cosa succede? Che io man mano depaupero il mio patrimonio, quindi come è stato detto molti comuni, molte ATER si sono trovati a vendere case, quindi a diminuire ancora di più a fronte di graduatorie sempre più numerose. Le graduatorie di Padova, la penultima era di 1348 nuclei aventi diritto di casa pubblica, oggi è di 1801 nuclei, quindi a distanza di 2 anni. Quindi aumentano il numero dei nuclei che hanno diritto ad avere una casa pubblica e diminuiscono il numero delle case che io posso mettere a disposizione. Questo naturalmente è un grosso problema, perché in un momento in cui il mercato privato non è più in grado, che è rimasto diciamo, l'unico a fare le leggi diciamo, sull'abitazione, ha aumentato gli affitti in modo esponenziale, io ho tutta una fascia che non è più soltanto quella della massima fragilità, è anche quella di persone che hanno una pensione o hanno un reddito o addirittura hanno 2 redditi che non possono trovare abitazione, e questo è un grosso problema. Ci vuole un pensiero, ci vuole una visione, ci vogliono degli strumenti perché questa cosa... Ecco, le chiedo, perché siccome ci sono amministrazioni che sono al secondo mandato, più anni, perché queste ristrutturazioni non sono state fatte da parte dei comuni di queste abitazioni, per quel che compete i comuni? Perché io non posso chiedere allo Stato, che non avendo l'interlocutore nella regione, perché ci manca appunto l'assessore. Perché? Allora, la mancanza di fondi ha fatto sì che dovrebbero essere regionali, ha fatto sì che i comuni e gli enti locali, quindi territoriali, non abbiano avuto la possibilità di avere fondi, soprattutto fondi strutturali, cioè sapere di poter contare su tot fondi nei prossimi tot anni permette di pianificare una rimessa a posto di tutte queste case, sia che si tratti di driatti, cioè di piccole manutenzioni e magari sostituzioni di impianto, sia che si tratti di ristrutturazioni di intere palazzine che sono rimaste vuote. Quindi la mancanza di fondi strutturali che dovrebbero competere allo Stato e alla Regione non sono arrivati ai comuni. I comuni che hanno quei budget che sono molto definiti, quindi oggi si avvalgono di bandi che vengono man mano fatti, ma che spesso, noi oggi per esempio stiamo ristrutturando alcune palazzine con un bando che risaliva al 2014, oggi la situazione abitativa è molto diversa, i nuclei sono molto più esigui di numero, quindi avremo bisogno di case ristrutturate in un certo modo per dare risposta a nuclei che magari sono unipersonali, ma stiamo ristrutturando con un bando di 10 anni fa che prevedeva dei progetti e delle ristrutturazioni di cui oggi magari non ho bisogno. E quindi c'è proprio una impossibilità di pianificare per mancanza di visione, per mancanza di fondi, che adesso io parlo per me come comune, io tra i 1650 alloggi di proprietà del comune in questo momento ne ho 350 che sono sfitti perché mancano quel minimo di ristrutturazioni. Stiamo cercando insieme all'amministrazione, abbiamo stanziato adesso dei fondi fissi per garantire un riatto di tutte queste abitazioni, però chiaramente dentro il budget di un comune che non dovrebbe prevedere questo tipo di importi, scegliere di mettere qui, come è giusto che sia, il budget significa poi rinunciare ad altri tipi di servizi. Quindi sono scelte che vanno fatte in politica. Certo. Diceva appunto l'assessore, faceva capire anche che stiamo parlando di diverse fasce, non proprio deboli e fragili, perché poi anche se parliamo di studenti, insomma, non sono proprio... Sembra dire fragili, non mi sembra proprio il caso, però comunque sono in condizioni tali per cui la locazione privata del privato cittadino con i prezzi che ha raggiunto diventa veramente proibitiva.
Cioè, io ho avuto degli esempi di pensionati molto dignitosi, cioè da mettere la firma ed avere quella pensione, però no. Dopo sentiamo anche gli studenti. No, ma la cosa un po' quella che diciamo, abbiamo anche visto in qualche altro nostro appuntamento, no? Cioè, per esempio, rispetto agli ultimi effetti dell'inflazione sui trattamenti pensionistici, se li guardiamo in valore assoluto, uno può dire, beh, sono delle pensioni diciamo anche significative dal punto di vista insomma, del loro peso, insomma, ecco, perché appunto l'inflazione degli ultimi anni, col meccanismo della perequazione che diciamo, adegua i trattamenti pensionistici all'inflazione, c'è stato un aumento significativo dei trattamenti pensionistici. Ma abbiamo detto che primo l'adeguamento non corrisponde all'inflazione, nel senso che gli adeguamenti sono sempre inferiori all'inflazione, ma soprattutto sono trattamenti, integrazioni ai trattamenti pensionistici che non tengono conto minimamente dell'aumento del costo della vita. In questo aumento del costo della vita c'è dentro tutto, c'è dentro il carrello della spesa. Noi abbiamo fatto il nostro calcolo che grosso modo l'aumento degli ultimi 3 anni sulle pensioni è stato attorno al 15-16%, l'aumento del cosiddetto carrello della spesa si è attestato tra il 22 e il 24%. I costi non tanto degli affitti, come diceva via fuori prima, ma i costi di manutenzione, i costi di riscaldamento, l'aumento dei costi energetici incide pesantemente. L'assessore ha detto una cosa importante, le spese condominiali. Certo. Allora, se si guarda il trattamento delle pensioni, diciamo il mero valore assoluto, uno potrebbe dire, beh certo, 1500, 1600 di pensione non è poca roba, stiamo parlando di pensioni medio-alte comunque, ma il problema è come diciamo, questo trattamento pensionistico si cala con i costi che sono i costi diciamo, della nostra quotidianità. Da questo punto di vista anche noi diciamo che manca un intervento a sostegno non solamente delle fasce più deboli, sicuramente a sostegno delle fasce più deboli, ma anche alle condizioni diciamo, che non sono necessariamente quelle prossime alla povertà. Però mi faccia dire una cosa, che ormai l'andazzo di questo Paese per quanto riguarda la casa, ma per quanto riguarda la sanità, per quanto riguarda l'istruzione, i costi universitari, il motivo ricorrente è arrangiati e non può essere questa diciamo, la scelta che anche noi come organizzazioni sindacali possiamo tollerare. Occorrono investimenti, occorrono, come abbiamo detto tante volte, pensieri lunghi. Noi dobbiamo guardare alla società non di domani, ma di dopodomani, dei prossimi anni. C'è questo dato che i ragazzi... Altrimenti loro se ne vanno all'estero. Certo, i ragazzi che formiamo e anche, diciamo, spendendo soldi sia le famiglie che lo Stato, e poi se ne vanno all'estero perché trovano delle condizioni nettamente migliori rispetto a quelle di questo nostro Paese, dove non c'è una politica di investimento sul futuro, non ci sono politiche sulle scelte industriali, ma dove vogliamo andare? Poi è chiaro che siamo ridotti, come si dice, a guardare le piccole cose di ogni giorno, ma la situazione è davvero complicata. Occorrerebbe anche qua, mi faccia dire un'ultima cosa, adesso poi magari faremo qualche altro appuntamento, ma per esempio nella logica dell'autonomia differenziata, ecco, lì per esempio se andremo a vedere bene le norme scritte, i comuni avranno un ruolo ancora più residuale di quello che hanno adesso per quanto riguarda il sistema di assistenza ai cittadini. Quindi bisogna starci attenti sulle cose, perché giustamente i comuni hanno bisogno di essere valorizzati rispetto al ruolo che hanno di prossimità nei rapporti con le persone. Occhio perché l'autonomia differenziata, se passerà, ovviamente noi speriamo di no, sarà un duro colpo ai comuni. Ecco, è sempre una questione poi di risorse, bisogna vedere, è sempre una questione di risorse. Per gli studenti, la criticità che avevate palesato con delle azioni anche abbastanza palesi, insomma, così, è cambiata? C'è stata qualche assegnazione in più? Insomma, qual è adesso? Ma la situazione non che sia migliorata particolarmente rispetto ai tempi che vedo anche spesso nelle slide che corrono, in cui abbiamo appeso uno striscione molto grande dal Ponte di Rialto con scritto "Vogliamo un futuro qui", come diceva anche Massimo. Quello risale, mi sembra,
a un annetto fa, un anno e mezzo fa, oppure vedo le tende, una protesta, anche quella che abbiamo portato avanti a livello nazionale poi, perché non si parla Sì, di infatti stiamo Padova. parlando anche a livello regionale, più che altro, non è solo una Sì, questione. regionale ma nazionale, perché ad esempio la protesta delle tende parte da Milano, ma poi si estende a macchia d'olio in tutte le università principali in Italia. Perché Esatto, qual è la questione? La questione è che parte da Milano perché forse è un po' l'emblema di questo sistema in cui gli affitti sono sempre più alti, in cui il costo della vita è il più alto, ma anche in città molto più piccole come può essere Padova, che se pensiamo alla dimensione di Padova da quella di Milano, per carità magari possiamo trovare degli affitti un po' più bassi rispetto a Milano, ma se rapportiamo anche il tenore di vita delle persone tra Padova e Milano, il reddito medio di una persona di Padova e di Milano, alla fine in proporzione non è che cambi tanto il discorso. Quindi il problema ovviamente è nazionale, il Sud poi in particolare vive una condizione anche completamente un po' più particolare con altre peculiarità e non si riesce mai. Quindi non si è sostanzialmente sbloccata da quando voi avete iniziato a manifestare, quindi avete sempre difficoltà a trovare alloggi. Qual è la principale criticità? Cioè che cosa avviene? Non ci sono, non li trovate, vi viene obiettato no, non per studenti, oppure per studenti a condizione che... Qual è un po'? Perché alcuni dicono che ci sarebbero degli alloggi, però a parte il prezzo ci sono anche delle condizioni a cui vengono dati in locazione. Sì. Lo chiedo anche alla SUNI. Gli alloggi ci sono anche, perché spesso ci ritroviamo a cercare casa anche tramite Facebook oppure tramite gruppi auto-organizzati tra noi studenti, in cui quando uno studente lascia una casa pubblica l'annuncio per trovare un subentro. E quindi anche in questo manca secondo me un po' un aspetto di pianificazione vera e propria. Poi c'è il problema anche della residenzialità pubblica per gli studenti. In particolare a Padova abbiamo un ente regionale per il diritto allo studio, l'ESU, che è rimasto commissariato per 20 anni. Quindi per 20 anni non ha potuto investire, per 20 anni non ha avuto finanziamenti. Quindi un po' come i comuni, cioè non è stato investito nelle case, non sono state ristrutturate, qui questo ente non ha fatto investimenti, quindi non ci sono alloggi. Anzi. Infatti questa mancanza per questi 20 anni, negli ultimi 20 anni adesso la situazione si è sbloccata e si sta riprendendo piano piano con tutte le difficoltà del caso, anche perché è un ente regionale che dipende molto da quanto vuole finanziare la regione e come dicevano anche prima la regione spesso non è che abbia tra le priorità le politiche abitative. Adesso si sta pian piano riprendendo, ma nel frattempo c'è questo buco di 20 anni durante il quale gli studenti a Padova sono aumentati, ma le residenze pubbliche no, talvolta sono state anche chiuse alcune residenze. Perché ovviamente voi puntereste di più sulla residenza pubblica con un canone sostanzialmente basso, chiedo se sostenibile, giusto? Sostenibile. Che vuol dire, cioè che differenza, che gap ci sarebbe tra i canoni? Ma adesso un postoletto mediamente costa postoletto, non sto parlando di un'abitazione, sui 450 euro, sbaglio. Per una stanza singola sì. Per una stanza singola siamo a 400, a Padova, in altre parti è di più. Sì. Questa è un'implicazione terrificante dal punto di vista, no, vorrei dire tra l'altro ad adiuvandum rispetto al ragionamento che faceva, come ti chiami? Matteo. Che nel PNRR c'erano destinati 60.000 nuovi alloggi da destinare agli studenti fuori sede. Okay? Nella revisione del piano quel numero è stato fortemente abbassato, per cui abbiamo, rispetto a una domanda che c'è, abbiamo un abbassamento dell'offerta. Io dico che questo ha un'implicazione molto grave. Per quale motivo? Perché non consente più due elementi. Prima, che gli studenti possano scegliere la sede dove formarsi. Ecco, allora lei mi sta introducendo un tema molto importante. È un'altra cosa, che è bloccata la mobilità sociale, perché moltissimi lavoratori, lavoratrici, ma anche impiegati che vivono di un solo stipendio, okay? Mentre prima io vengo da una famiglia operaia del sud, sono potuto, io e mia sorella, siamo potuti andare all'università fuori sede, perché allora non c'era l'università nella mia città, oggi questo è impedito. Dunque noi abbiamo bloccato la mobilità sociale, stiamo ritornando a una società chiusa,
castale, in cui solo i figli di chi sta bene può accedere permettersi. all'istruzione superiore, ma molti sono gli esclusi. A questo si aggiunge quello che veniva detto. No, no, ma io le voglio interrompere perché ho la pubblicità che mi incombe e voglio darle un attimo di spazio per completare questo discorso, perché non è di poco conto e ci apre anche ad altri versanti, per cui abbiate pazienza, qualche secondo veramente, torniamo insieme tra poco. Eccoci qua, siamo ritornati, noi intanto stavamo discutendo a tutto campo, però lo spunto ce l'ha dato il segretario. Giustamente lei stava dicendo che c'è un problema poi correlato, il fatto che non trovo appartamenti in affitto a canoni decenti, sostenibili per la famiglia, parlavamo degli studenti perché aveva parlato Blocca Matteo. la società e blocca la possibilità delle famiglie, diciamo, dei talenti che ci sono anche nelle famiglie meno ambienti di potersi affermare nella società. Questa ha un'implicazione anche sul mercato del lavoro. Teniamo conto che portare un figlio fino all'università significa per una famiglia investire intorno ai 150.000 euro, l'arco di tutto quanto degli studi. Quando vanno via significa che quella regione si è impoverita per il numero di persone che vanno fuori, e questo è un fenomeno che riguarda anche il Veneto. Ma per ritornare al mercato dei fitti, il problema qual è? Manca una regolazione sui fitti brevi. Esatto. Siccome si parla di autonomia differenziata, guardate, ma non vi sembra un assurdo che l'unica cosa che le regioni non hanno chiesto in termini di autonomia è il governo del territorio e delle politiche abitative, che invece sono centralizzate? A livello Cioè mi pare una follia totale. Il governo del territorio e delle politiche urbane oggi non è nella disponibilità delle regioni e dei comuni, è in mano allo Stato. Aspetta che devo dire qualcosa all'assessore a questo proposito. Sì, no, il tema ai livelli poi nazionali, ma io direi anche europei, è un tema che apre tantissime altre possibilità. Questo che viene detto della possibilità di decidere sul proprio territorio è qualcosa che come comuni stiamo chiedendo. Eravamo in 40 comuni davanti a Montecitorio il 12 di dicembre a chiedere di essere ascoltati su 5 punti, uno dei quali è la possibilità per noi di decidere quanti e quali affitti brevi avere sul nostro territorio, perché è chiaro che se io ho un appartamento di proprietà e in una settimana posso prendere quello che normalmente prenderei in un mese affittandolo a residenti, se per me quello è un reddito, quella è la strada che scelgo, e questa è una tragedia. Quindi non poter decidere sugli affitti brevi da parte di chi governa il territorio è una tragedia. Dall'altra parte ma Firenze non ha deciso qualcosa. Firenze ha deciso, ma poi c'è stato il TAR. Venezia è l'unica città che ha una legge speciale, che peraltro non applica, e oggi abbiamo la regione, e vediamo che è un tema regionale, la regione Toscana, che ha fatto una nuova legge con la quale dà ai comuni la possibilità di decidere quanti e quali e per quanto tempo affitti turistici definire nel proprio territorio. E questo è quello che noi chiediamo al governo come legge statale da 1 anno e mezzo come Però comuni. non si va a privare il cittadino della libera disponibilità della proprietà privata, di come economicamente la vuol far rendere di più. Sì, ma noi vediamo dove stiamo andando con questa cosa. Allora, noi regoliamo tutto nel nostro quindi regoliamo i negozi, il numero di farmacie, regoliamo qualsiasi altra cosa. Adesso andiamo a toccare anche gli appartamenti. Perché questa cosa non la possiamo regolare? Perché almeno la casa lasciamola libera. No, ma la casa libera ci porta a quello che sta avvenendo a Venezia, dove ormai Venezia è un parco giochi per i turisti, gli abitanti, i residenti vivono a Mestre o nella cintura urbana e vanno lì soltanto per fare il servizio ai turisti o il resto di possibilità lavorative che ci sono, svuotando una città. Lo vediamo anche dalle tipologie di negozi, cosa che sta avvenendo un po' in tutti i nostri comuni, perché io mi confronto giornalmente con i miei colleghi di tutta Italia, facendo sì che le città si svuotino anche di quegli esercizi commerciali che sono utili alla vita quotidiana delle persone, e quindi le persone che risiedono stanno fuori per salvaguardare un mercato che sta facendo delle nostre città delle non città. È vero, però, e io proprio li ho conosciuti tra l'altro a Venezia, c'è stato il periodo dell'acqua alta, no? Grande, se non mi ricordo, Acqua Granda.
Subito dopo c'è stato il Covid, Sì. quindi Venezia ha avuto un periodo abbastanza lungo di depauperamento turistico e ricordo che parlai con dei pensionati in occasione tra l'altro di un convegno che avevate tenuto voi subito dopo il Covid con diversi pensionati che lamentavano il fatto che gli appartamentini che davano agli studenti, davano in affitto breve, insomma non avevano più nessuno e non vivevano con le pensioni e dicevano vivere a Venezia col disagio che c'è eccetera non è possibile, costa troppo come città, se non hai neanche l'affitto turistico meglio andarsene via e molti lasciavano, e tra l'altro conosco delle persone anziane che lasciano Venezia perché è troppo cara se non hai un reddito. Ma è troppo cara perché siamo arrivati fino qua. E c'è Venezia è cara comunque da secoli. E c'è anche da dire che oggi, attenzione, che stiamo assistendo a un altro fenomeno, perché la deriva non è più che siano nuclei che hanno un appartamento ereditato e lo utilizzano come arrotondamento, come dice lei. Oggi sempre di più ci sono dei fondi o addirittura gli alberghi che acquistano intere palazzine, le rimettono a posto e le utilizzano, credo che tutti abbiamo fatto esperienze simili, le utilizzano come affitto turistico. Quindi si sta sottraendo alla città tutto quel patrimonio abitativo che è utile ai residenti per renderlo turistico. Sarà possibile regolarla questa cosa o dobbiamo aspettare di diventare tutti come Venezia? Quindi, però, no, c'è un altro problema che è di questa natura. Allora, questa qui si chiama rendita immobiliare, no? No, allora, c'è un pezzo che è, come si chiama, integrazione al reddito della famiglia. C'è un altro che è un'attività speculativa, che tra l'altro... Che è quello di avere più proprietà allora, se e il turismo, come si dice, è un'industria, dovrebbe creare lavoro. In un bed and breakfast tu o in un fitto breve non crei lavoro, tu crei soltanto una rendita, ok? Quella rendita allora dovrebbe essere tassata come viene tassata il reddito di qualsiasi altra persona. Questo sta portando a che cosa? Che tu hai innalzato il livello dei fitti in maniera spaventosa e dunque le case che rimangono sfitte non tengono conto del fatto che sono cambiate gli italiani, è cambiata la famiglia, sono cambiati i nuclei familiari e che oggi la proprietà della casa non è più, tra virgolette, un bene rifugio come nel passato. Lo è in alcune parti limitate, ma diventa operazione speculativa per i grandi fondi, non per i poveracci. E usare sempre, ogni volta, quello che ha un appartamento e fa un po' di fitto breve, diventa giustificativo, ma diventa giustificativo invece di catene, perché non sono le 10, 15, 20 persone che fanno questa cosa qui. Un altro problema... No, ma questo è importante, cioè fare un distinguo, certo. Perché integro quanto dice, a sostegno anche in proiezione futura, perché come dice ci serve guardare in avanti. Di qua in avanti loro, mi ci metto dentro anch'io, avremo una pensione da ridere, cioè da piangere anzi. Se non erediti un bene e lo dai in affitto, se non vendi casa tua, ma manco ci campi con la pensione, per cui bisogna pensare in proiezione che ci sia un bene immobile, qualche cosa che ti possa aiutare per la pensione, a parte l'integrativa che giustamente viene fatta, ma non sarà sufficiente perché calcoli li abbiamo fatti con degli economisti, anche la pensione integrativa non sarà sufficiente a campare. Sì, infatti la tragedia cioè, in realtà in Italia, se lei guarda il raffronto con gli altri paesi europei sull'aumento degli affitti e l'aumento del costo delle case, l'Italia non è messa male. Il problema dell'Italia è il fatto che il reddito sono fermi da 30 anni infatti. e quindi non c'è un adeguamento rispetto poi a tutto quello che è avvenuto anche di aumenti di costo della vita e quant'altro. Ma anche se l'affitto costa di più a Parigi anziché a Londra, il reddito è molto più alto. Ma guardate che quando sento che il costo di un'abitazione a Jesolo è di 5.000 euro a metro quadro, che è quanto costa più o meno a Roma, va bene? Io rimango allibito, perché mi chiedo quanto dovrebbe costare in una città come Milano, Parigi. Arriviamo a cifre che non sono... Allora, si giustifica la questione della mancanza del patrimonio pubblico col fatto che gli italiani sono proprietari di casa, ok? Ma questo era vero tanti anni fa. Oggi, dove le famiglie non sono più quelle di una volta, stanziali, perché, per esempio, nella mia famiglia, noi siamo calabresi, nessuno abita in Calabria, quel patrimonio immobiliare è lasciato alla mercé e tutti quanti siamo in altri posti e paghiamo fitto, ok? Ma questo avviene oramai normalmente. E si trascura un altro dato. Noi abbiamo un calo demografico, ok? Che si era compensato da immigrati
che ne dicano quelli che vogliono mettere i muri, le barriere, eccetera, perché senza quelli non cambieremo. È un'immigrazione interna, perché molti vengono dal sud e vengono a lavorare qui o dall'estero. Beh, quelli lì non possono accedere a niente, non accedono a nulla, non possono andare in banca per farsi un mutuo, perché non hanno i contratti, non sono immediatamente a tempo indeterminato, non hanno le garanzie patrimoniali e non possono acquistare. Non vanno in fitto perché non si fidano a affittare la casa a uno che non ha un lavoro stabile, alcune sicurezze e robe di questo genere. Non vengono garantiti, come si fa in altre parti, i fondi di garanzia per assicurare ai privati che in mancanza c'è la parte pubblica che interviene creando fondi di rotazione che possono aiutare, eccetera. Cioè mi pare che siamo lasciati alla mercé di quello che avviene. Non c'è un governo delle politiche abitative che sono diventate il vero cruccio, perché anche quando il sindacato rinnova un contratto di lavoro, ammesso che porta a casa un buon risultato, e tutti quanti gli altri fattori che compongono la vita, il reddito della famiglia, sono tutti quanti schizzati in alto, ma dove vogliamo andare? Infatti questo è un problema abbastanza generalizzato, questo è un problema generale molto importante, questo assolutamente sì. Ma infatti non riusciamo a coprire, per esempio, i fabbisogni della scuola e della sanità, perché gente che si trasferisce qui in mancanza di politiche abitative non ci possono venire. Certo, ma assolutamente certo, sì. Su questo aspetto, diciamo, dei salari, poi sempre il caso di fare approfondimenti, però l'Italia è il paese che ha i salari mediamente più bassi e ormai anche di percentuali significative. Non ancora un approfondimento perché è un dato testuale, questo proprio no, è sicuro. sicuro. Siamo sulla Grecia, credo sia sotto. Ha gli orari di lavoro più lunghi. La produttività più bassa. È la produttività. C'è qualcosa che non torna. Quello che non torna sono gli investimenti. Cioè nel senso che quello che fa la produttività non è appunto né l'orario lungo di lavoro né il salario basso, sono gli investimenti. L'Italia soffre da tantissimi anni di una carenza di investimenti pubblici e privati e ha scelto, secondo me drammaticamente, di competere con il resto del mondo sulla fascia bassa del mercato del lavoro, non sulle alte professionalità. E guardate che noi stiamo sistematicamente perdendo eccellenze. L'Alitalia la stiamo svendendo, le telecomunicazioni praticamente sono morte. E avevamo punti di eccellenza. Il gruppo STET negli anni 90 era il quarto gestore di telecomunicazione al mondo. Allora, si affrontano, quando provavo a dire prima pensieri lunghi, dobbiamo avere in mente la prospettiva. E tornando alle cose nostre, quello che sta succedendo, e penso se ne stiano accorgendo anche le associazioni imprenditoriali, è l'effetto apprendista stregone, cioè metti in moto un meccanismo e poi non lo fermi più, perché una città come Venezia o come Jesolo e dintorni, Cavallino eccetera, che vive di turismo e di turismo stagionale, ma se le persone che fanno il lavoro stagionale non trovano un alloggio dove andare a dormire alla per sera, forza che non le è chiaro che qui si porrà un problema di avere quella forza lavoro. Tant'è che alcune associazioni imprenditoriali si stanno ponendo esattamente questo problema qua, anche qua con qualche stortura, perché sono imprese che danno ai propri dipendenti l'alloggio. Ok, dopodiché bisogna starci attenti che questo non diventi un vincolo ulteriore rispetto a quello determinato dal rapporto di lavoro, lo dico in termini interrogativi, nel senso che, però per dire che qualche azienda, grande azienda, si sta ponendo esattamente questo tema qua. Certo, assolutamente. Cioè se ho bisogno di persone che vengano a lavorare presso la mia azienda e questi vengono da altri territori, ma questi dove dormono? Certo, se il mio stipendio è 1.200 euro al mese. Non posso pagare 1.500, 1.200 di affitto. Allora, no, quindi, quando noi diciamo attenzione, perché c'è un tema di sviluppo, c'è un tema di prospettiva e c'è un tema di intervento pubblico che abbia presente questi fenomeni. Quindi molta responsabilità, adesso dobbiamo andare in pubblicità, poi torniamo su questo, do la parola anche all'assessore che deve dire qualche cosa, ma voglio sentire anche appunto lo studente, rappresentante degli studenti. È una questione di responsabilità pubblica, mi sembra di capire tanto.
Voglio andare anche sul privato, perché ci sono anche i privati, insomma, che tengono gli alloggi sfitti, che hanno difficoltà, che hanno tante remore, e capire anche là dove sta il problema, perché se sul privato c'è un blocco perché mancano le risorse, dato appurato purtroppo, finché non si sbloccano, però per dello Spirito Santo bisogna che anche succeda questo, c'è anche, vai a frugare anche nel privato e capire perché questi prezzi sono schizzati. Non c'è un algoritmo, perché in altre cose abbiamo l'algoritmo che ci è, però qualcosa è successo. Pubblicità, tra poco torniamo insieme. Allora, siamo ritornati insieme. Chiedo l'intervento anche del rappresentante degli studenti. Sostanzialmente, al di là del... se voi trovaste... perché c'è stato un problema. E poi col Covid è emerso in tutta la sua evenienza, nel senso che gli studenti sono tornati sciamati necessariamente a casa loro, hanno lasciato gli appartamenti sfitti, i proprietari ne hanno ripreso possesso, perché avevano già la proprietà, e moltissimi ci hanno anche messo mano per ristrutturarli, hanno trovato però delle situazioni devastate, completamente devastate. Ecco, no, dico, un po' questa è la panoramica generale, ci sono stati quartieri. Hanno preso mano, l'hanno ristrutturato, c'è chi ha fatto investimenti molto importanti, Questi appartamenti sono diventati anche molto molto belli, e i proprietari, in sintesi, quello che mi hanno detto anche le associazioni dei proprietari, eccetera, hanno fatto due conti e hanno detto: ma darlo nuovamente a degli studenti che questi piccoli appartamentini messi molto bene me li ritornano a ridurre in quelle condizioni, facendo feste, festine, di tutto e di più, e comunque non avendo rispetto di questo bene, mi conviene forse, visto che è diventato Padova bene UNESCO, visto che il turismo ha iniziato a girare perché la gente voleva uscire di casa e muoversi a tutti i costi, da tutte le parti, e la risposta alberghiera non era appagante per le nuove esigenze dei turisti emergenti, che è dato di fatto, perché io non vado in appartamento. Durante il Covid c'era anche il fatto nella prima fase che le persone, piuttosto che andare in situazioni promiscue come quelle alberghiere, volevano andare sì, in appartamento. Poi tra l'altro le camere d'albergo sono sempre più piccole, la colazione la devi pagare extra, la famiglia non può permettersi 4 colazioni con 2 stanze d'albergo, mi conviene più un appartamentino. La domanda c'è, perché se non c'è domanda il mercato non partirebbe. In realtà la domanda c'è, perché le famiglie vogliono muoversi. Voi come avete trattato questi benedetti appartamenti? C'è un mea culpa che fate? Perché darlo ancora adesso, certi dicono lo do agli studenti, oh madonna chissà cosa mi succede poi di questo appartamentino bello gioiellino. Io qua volevo porre prima un'altra questione preliminare. Effettivamente la crisi per gli affitti studenti nasce appena finisce la pandemia, perché in quella fase c'erano ancora tanti appartamenti in ristrutturazione tramite i fondi e anche e soprattutto tanti tramite i fondi che sono stati fatti con i bonus. E quindi una cosa che mi sono chiesto spesso è: ma se il proprietario di casa ha usufruito di questi bonus che hanno dato grande margine di ristrutturazione senza praticamente spendere un euro per tantissimi proprietari, perché i bonus li abbiamo visti quanto sono stati anche utilizzati. Certo, il valore dell'immobile è cresciuto, ma se il proprietario di casa comunque non è che avesse speso decine, migliaia, centinaia di migliaia di euro. Però deve essere prima casa, se non sbaglio, adesso non poteva essere, vero? No, anche seconda? No, il super bonus era tutti quanti. Per tutti? Prima, esatto. Nella prima fase, poi ok, dopo la seconda era stato... Esatto. E quindi, nonostante la spesa per la ristrutturazione non sia stata consistente, l'aumento dell'affitto invece, questo ci mostra come è stata principalmente una questione di speculazione, non di vera necessità da parte di tanti proprietari. Io poi ho un modo anche per rispondere a tanti proprietari che pongono il tema degli studenti che rompono le case. Non ne hanno cura, dai, non è che rompono, anche le rompono, ma non hanno cura. Ho girato tante case di colleghe universitarie e spesso la situazione che ho visto dipende sempre molto dal proprietario, perché dipende molto da chi trovi. Ma il vento, quando c'è stato un anno e mezzo fa, mi sembra, tornato qua a Padova, insomma, che aveva fatto dei danni, rompe le tapparelle di una casa. Il proprietario di casa dà la colpa agli studenti e chiede agli studenti di pagare di tasca loro le riparazioni causate da agenti atmosferici. C'è un appartamento molto vecchio, infiltrazioni, muffa, sistemiche, perché poi tanti appartamenti sono nei centri storici, quindi anche vecchi e insomma non sempre... Insomma la colpa viene data agli studenti di questa cosa. Esatto, a certe volte
anche ad esempio muffa nelle case, nelle camere, problemi di infiltrazioni vengono dati agli studenti, quando invece è evidente che in un appartamento così vecchio, in cui non è mai stato fatto un vero lavoro di sistemazione, dagli infissi alle tubature, se ho quello di sopra che ha la doccia che perde e ho le infiltrazioni, non è colpa mia come studente, perché magari... Ma quello è facilmente anche riconoscibile, insomma, un problema strutturale è chiaro. Ma non sempre purtroppo, non sempre quindi purtroppo. è i proprietari che hanno esagerato, e quindi però se voi ricevete delle case belle nuove di zecca, le rispettate con attenzione, non strisciate pavimenti, porte, avete cura. Si senti di garantire questo? Non mi sento di garantire per nessuno, certamente. Dipende... Perché io credo che sia anche un fattore di crescita delle popolazioni, di cultura di crescita che è necessaria, cioè cultura del rispetto a tutto campo. Se le persone, ci si aspetterebbe che nel 2024 anche gli studenti universitari avessero molto rispetto delle cose, invece c'è la cultura dilagante in Italia, io se non so all'estero, a volte che la cosa non è tua e poi sei anche in compagnia di altri, non sempre la tratti benissimo. È forse così. No, io devo provocarvi in qualche modo. Io ho fatto lo studente fuori sede, io ho fatto lo studente fuori sede, perché allora in Calabria non c'era l'università, l'ho fatta a Roma. Io penso di essere, ero un giovane normale, un ragazzo, allora immagino un po' discolo come l'ho. Casa mia non ho mai avuto problemi di nessun genere, né io né il proprietario. C'è un problema di garanzia, c'è un problema di insicurezza dei proprietari, ma possiamo metterci intorno a un tavolo? Perché i proprietari non le danno in affitto? Non li danno in affitto perché ci sono due elementi, io questo lo dico in maniera molto... Uno, che guadagnano di più se lo utilizzano. Quindi una questione di guadagno. Due, c'è un problema anche di educazione all'abitare. Lo dico anche per popolazioni che vengono qui. Da altri paesi. Da altri paesi. Ma non perché sono cattivi loro, perché noi abbiamo una certa concezione della casa, come si abita e robe di questo genere, che non è detto, non è lo stesso modello di uno che viene da un altro paese. Ma bisognerebbe fare integrazione anche da questo punto di vista. Certo, non lo dico cultura in generale, io ho trovato loro, ci manca la rappresentanza. È una delle proposte che abbiamo fatto alla Regione, noi ci mettevamo a disposizione per vedere. 3, garantiamo, allora, io la voglio dire in maniera brutale, la gente non si fida dell'immigrato perché pensa che poi non lo paga, che gli lascia la casa sporca e via discorrendo. Se costituiamo insieme pubblico e privato, costituiamo un elemento di fondo di garanzia. Io lo so che chi viene da fuori, mentre col privato magari può essere più, insomma, leggero, sta molto attento rispetto alle istituzioni pubbliche, perché ha bisogno del rinnovare il permesso di soggiorno, perché ha bisogno di altre cose e robe di questo genere. Ma sono processi che dovremmo necessariamente fare propri, perché purtroppo noi vivremo questa stagione. Se posso, prego. Allora, nella scorsa primavera a Padova abbiamo fatto questi tavoli dell'abitare in cui abbiamo chiesto a tutti gli stakeholder della città di partecipare. Abbiamo avuto da subito 60 persone, rappresentanti di una quarantina di enti del nostro territorio, sindacati dei proprietari e degli inquilini, università, istituti bancari, fondazioni. Ci siamo trovati, ci siamo messi intorno a un tavolo e adesso stiamo proprio ragionando su questi filoni. Quello che emerge, quindi anche il fondo di garanzia, perché c'è un tema importante. Il tema per quanto riguarda le abitazioni private, che a Padova, dice l'Istat, sarebbero 16.000 sfitte attualmente, stiamo anche impossessandoci di un algoritmo che è stato studiato in altre città, a Bologna in particolare, per capire se questi 16.000, perché non sono mappati in modo sistematico, ma sono sulla base di una campionatura, se siano veramente 16.000 o se siano meno, fossero anche 10.000. Perché non vengono messi a disposizione dei residenti, degli studenti e di forme dell'abitare utili alla città? Perché c'è un tema di fiducia che deve essere riconquistata, fiducia tra l'inquilino e il proprietario.
I motivi sono tanti, in parte sono quelli che sono già stati detti, in parte sono anche di una legge che ha sempre garantito giustamente l'inquilino e che vede oggi tanti proprietari far fatica a ritornare in possesso del proprio appartamento, a volte anche dopo iter molto lunghi, li vediamo quotidianamente, e quando che portano a degli sfratti molto dolorosi e che quindi a volte rendono molto prudente il proprietario nel definire di dare il proprio appartamento a disposizione. Tenga conto che in questi anni non si parla solo dei pensionati, si parla anche di infermieri che vincono i concorsi a Padova e non riescono a venire perché manca la casa, quindi tutti quei servizi che sono utili alla città stessa, perché abbiamo delle RSA con delle stanze chiuse perché non hanno le OSS trovano gli OSS attraverso i concorsi, ma questi non possono arrivare perché non trovano casa, quindi arrivano e poi tornano indietro. Quindi è un tema sociale importante. Quindi ricostruire una fiducia tra proprietari e inquilini è uno degli obiettivi che ci stiamo dando, attraverso proprio delle forme di studio di garanzie per i proprietari, garanzie anche di microcredito, perché oggi quello che succede è che un nucleo familiare che pure ha un reddito, se per qualsiasi motivo perde quel reddito perché viene licenziato, perché c'è una malattia, perché subentra qualche imprevisto, entra in una spirale che se non viene subito intercettata finisce per arrivare al perdere la casa e quindi poi a mandare tutto il nucleo in una situazione di bisogno di cui non era detto che dovesse finire così. Quindi riuscire a inventare dei fondi di garanzia per i proprietari, ma anche dei fondi di microcredito per gli inquilini, è una delle indicazioni che ci siamo dati con questi tavoli su cui stiamo lavorando. E l'obiettivo è ricreare questa situazione, questa fiducia reciproca, per cui non vedo lo studente come quello che mi fa fuori la casa, ma trovo il modo per cui ci sia anche un accompagnamento. E per noi come Comune di Padova in questi anni il tema dell'accompagnamento è diventato proprio un paradigma importante, cioè aiutare le situazioni più fragili con un supporto di qualcuno che aiuta o i contesti abitativi. Abbiamo delle cooperative che in questo momento seguono alcuni contesti abitativi più faticosi proprio a stare alle regole, a creare buoni rapporti di vicinato e a creare rapporti tra l'inquilino e il proprietario sia nel pubblico che nel privato, capaci di riportare a quella fiducia che fa sì che l'abitare oggi sia ancora possibile ma anche benvenuto da parte di chi ha Lei infatti ha detto un'abitazione. rapporto, dobbiamo chiudere perché vedo che siamo arrivati alla chiusura, ha detto una cosa sacrosanta, importantissima, rapporto anche di fiducia, di rispetto e di educazione, perché c'è anche il problema del condominiale, guardando i condomini che delle immagini alle spalle, quando mettiamo 4 studenti in un appartamento, fanno confusione, tutti i condomini vanno in subbuglio se è un condominio normale. Mettiamo una famiglia un po' di una cultura diversa, numerosa, di qualsiasi nazionalità. Le posso assicurare che non è stata una questione di cultura diversa. No, ma nel senso che i condomini in un condominio residenziale incominciano a trasalire e fanno, non so, le scale, distruggono l'esistenza del proprietario dicendole continuamente ogni cosa che succede, anche la stupidaggine, la pezzetta che casca dal piano. Tutto diventa insormontabile. È insormontabile, quindi il proprietario non vuole più saperne niente e dice basta, perché non tutti hanno una grande tempra, sono portati per seguire ma queste ci cose. sono anche però molte, noi ce la vediamo solo sul versante, diciamo, di quelli che... Ma vi devo portare dall'altra parte perché ci mancano le rappresentanze dei proprietari. Voglio dire che ci sono, stamattina in CGIL c'è un addetto velocissimo che siamo in chiusura. alla grafica e mi ponevo un problema. Dice, dovevamo fare la manutenzione ai citofoni. Il citofono invece è stato sostituito dal proprietario, che è il proprietario di tutto l'immobile dove sono in fitto, e vuole che lo paghiamo noi, ma noi non è che quando lasciamo il fitto poi ci portiamo il citofono a casa. Il citofono è un elemento strutturale che deve pagare il proprietario, per dire... Cioè, non è che ci sono solo quelli che una parte. Però anche in questa situazione avere qualcuno che aiuta e facilita la relazione aiuta un fattore di conoscenza delle leggi. Allora io vi dovremmo parlarne ancora. Dovremmo parlarne ancora perché effettivamente le tematiche sono tante, siete stati anche bravissimi a tirar fuori certe criticità, però purtroppo il tempo è giunto al termine. Quindi grazie Matteo Greggio che è stato interpellato Miola Studenti per UDU, ma
Massimo Cestaro, naturalmente, del segretario dello SPCGL del Veneto, Emilio Viafora, segretario regionale di Sonia Veneto, Francesca Benciolini, assessore alla politica abitativa del Comune di Padova, grazie di essere stata qui con noi. A voi cari telespettatori di averci seguito, rivedete la puntata naturalmente sul YouTube, sul web e fate le vostre osservazioni. Se avete dei problemi c'è il Sonia, c'è il Comune e trovate lo sportello affitti dedicato agli studenti. Eccolo qua, questo mi mancava, Esatto. Sportello affitto dedicato agli studenti dell'UDI. Che abbiamo aperto con il Comune di Padova, con la collaborazione del Comune che può dare di Padova, una mano. È aperto praticamente tutti i giorni. Per aiutare, per dare una consulenza, perfetto. Esattamente. Grazie mille, buon proseguimento, buona serata. Grazie.